Buongiorno, siamo con il sindaco di Gemona, Roberto Revelan. Sindaco, una giornata molto importante per la vostra città. Dopo il 1976, quando venne distrutto il castello, tra poco risaliremo sul maniero e cosa ci aspetta? Ma è una giornata importante, molto attesa senz'altro. Il 76 è una data molto lontana. Prima si è pensato a ricostruire case, fabbriche, chiese, e questo era un intervento che aveva avuto anche delle vicissitudini purtroppo che l'hanno portato a un rallentamento, e sebbene il castello non sia comunque completato e quindi quella di oggi non sia una vera e propria inaugurazione, stiamo parlando di una riapertura per portare nella comunità gemonese, friulana, dell'intera regione, ma devo dire nel patrimonio anche nazionale, una parte del maniero che tanti si attendevano arrivasse il prima possibile. Quindi stiamo lavorando in questa direzione. Vuole essere un messaggio, un nuovo rinascimento anche per il centro storico della nostra città, con un nuovo incubatore, un nuovo luogo dove poter portare cultura, attività, esposizioni che possono diventare attrattive per la città. Senta, i lavori di questo castello vi sono costati fatica, sacrifici, in diversi sindaci avete lavorato a quest'opera, a partire da Ivano Benvenuti, che è stato il sindaco del terremoto, fino ad arrivare a lei. Che sforzo è stato per la città di Gemona e che cosa rappresenta il castello, al di là dell'essere a tutti gli effetti un nuovo motivo di attrazione per la città di Gemona? Allora, è chiaro che il ringraziamento non va al sindaco attuale, ma va a tutti quegli amministratori che mi hanno preceduto, a tutte le imprese che hanno lavorato, a tutte le maestranze comunali che si sono operate, ai progettisti, a tutti coloro che hanno contribuito a questa rinascita. È evidente che qui con noi oggi ci sono senz'altro Ivano Benvenuti, c'è senz'altro Salvatore Varisco, c'è senz'altro l'onorevole Zamberletti, sono tutti amici che abbiamo perso in questi anni, che senz'altro oggi avrebbero avuto piacere di essere in questo momento, ma sono certo che da lassù ci guardano con piacere e magari con un sorriso, assieme purtroppo a quelle vittime del 76 e a tutti coloro che negli anni successivi non hanno potuto vedere questa ricostruzione. È un nuovo punto di partenza e lo dedichiamo proprio a tutte queste persone che tanto hanno dato alla nostra comunità. Grazie mille. Una domanda pure. Flavia Virilli, assessore alla cultura del comune di Gemona. Assessore, perché il castello di Gemona è accoppiato a Leonardo? Ci racconti il motivo di questa iniziativa? È un'idea che nasce l'anno scorso perché quando sono stati emanati i bandi dalla regione con la tematica Leonardo ci ha subito intrigato questo parallelismo con il genio di Vinci, e in effetti quello che abbiamo cercato di fare con questa mostra, oltre ad esplorare un'epoca come quella parallela all'opera di Leonardo, ma declinata qui in Friuli, eccetto la parte di Pordenone che già è stata ben affrontata con la mostra appunto sul Pordenone. Per noi il parallelismo con Leonardo significa celebrare non solo il genio, lo slancio creativo di Leonardo, ma anche questa consapevolezza che aveva lui del limite umano, limite anche proprio fisico, quella mano che nelle opere comunque non riuscirà mai a tradurre tutta la potenza del pensiero, ma che in questa tensione alla perfezione riesce a esprimere il meglio. Una tensione che noi abbiamo messo nella ricostruzione, ma che con questa celebrazione proprio anche della consapevolezza del limite è uno sprone al futuro, perché la ricostruzione non sarà mai del tutto completa, anzi proprio quello che ci farà ritrovare comunità sempre più forte è lo stimolo e l'obiettivo per il futuro. Cosa vedranno i visitatori in questa mostra? Vedranno un piano dedicato al Friuli in generale, dove si dà il contesto storico di quello che accadeva all'epoca, poi ci sarà un approfondimento sulla Val Canale e il Canal del Ferro, un piano dedicato al multimediale con così degli slanci e degli stimoli visivi, artistici per pensare a quello che è proprio questo parallelismo, per finire nell'ultimo piano con un focus su Gemona, dove oltre alla presenza della nostra importante opera di Cima da Conegliano, la Madonna con Bambino, ci sarà, oltre a dell'archeologia e un racconto di quello che era l'epoca, una stanza dove in scala è stata ricostruita quella che era l'opera di Pomponio Amalteo, i lacunari per l'ex chiesa di San Giovanni, con quella che probabilmente era la loro posizione nel Cinquecento. Perciò credo che sarà spunto di riflessione per molti.